Celebrata la figura femminile a 360 gradi, tantissime le iniziative in provincia. 10 comuni agrigentini al voto, mancano meno di 3 mesi, scopriamo chi spera in un secondo mandato. Un ricorso al TAR potrebbe bloccare il concorso della Regione. I contratti di chi è stato assunto per fronteggiare la pandemia vanno verso un nuovo rinnovo, la Sicilia resta prima per numero di contagi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri ad Agrigento, in occasione dell'8 marzo, l'incontro dal tema Donne, pari opportunità, la bellezza dell'unicità. All'iniziativa promossa dalla FIDAPA ha partecipato anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Vediamo. Assessore Roberta Lala, il Comune oggi organizza un evento per la festa dell'8 marzo che vede coinvolti tanti partner del settore molto attivi. Ecco quanto è importante ricordare in un giorno di questi quello che succede alle donne purtroppo. Sì, oggi in realtà ci sono state due iniziative, l'inaugurazione delle scarpe rosse a Porta di Ponte proprio perché non vogliamo in questa giornata dimenticare quelle donne che a causa della violenza purtroppo non sono più con noi, ma fare in modo che attraverso i simboli il loro ricordo sia vivo nelle nostre vite. Poi questo convegno alla Biblioteca La Rocca, dove abbiamo diverse ospiti, quindi donne che parleranno della loro vita, donne realizzate professionalmente, abbiamo donna che tratta il tema della legalità, dell'integrazione, della disabilità e dello sport. Quindi ho voluto dare voce a loro per capire in quanto donne che problemi hanno riscontrato nella società per le pari opportunità. Diciamo che in Italia oggi la donna ha raggiunto una buona quota di pari opportunità, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Però in questa giornata non possiamo che dedicarla alle donne ucraine, perché purtroppo queste donne con grande forza stanno affrontando una sfida terribile. Per salvare l'infanzia dei loro figli sono costrette a scappare, lasciando il loro cuore nelle trincee dove ci sono i mariti. Quindi io personalmente voglio dedicare questo 8 marzo a queste donne. Antonella Gallo Carrabba, oggi qui su iniziativa del Comune di Agrigento con tanti partner per ricordare e omaggiare anche l'8 marzo. Sì, anche al Comune questo pomeriggio alla Biblioteca La Rocca si parla di donne. Sicuramente non dobbiamo aspettare l'8 marzo o altre giornate per parlare del valore della donna. Io dico sempre che la donna e l'uomo sono entrambi i protagonisti della società, quindi questa giornata che vogliamo ricordare la donna serve esclusivamente a mantenere alto l'attenzione su quelle che sono le problematiche molto spesso legate alle donne un po' più deboli. Io ne parlo in maniera particolare proprio perché il telefono aiuto è dalla parte delle donne più deboli, che sono le donne vittime di violenza, però sono anche le donne più resilienti, quindi sono quelle donne che hanno il coraggio di riprendere in mano la loro vita, e quindi anche oggi questa giornata va dedicata a loro. Dottoressa Occhipinti, oggi a questa manifestazione dell'8 marzo organizzata alle donne, ecco il punto di vista anche di un magistrato. Oggi voglio parlare come donna. La domanda che mi ponevo prima di venire, di arrivare qua, era se oggi possa ritenersi veramente superato lo stereotipo che vede la donna, che vedeva la donna come angelo del focolare. E in che limiti, e se sì, appunto entro quali limiti e in che misura possa dirsi veramente superato questo stereotipo. Sicuramente molti traguardi, il cammino che ha portato appunto ad una emancipazione femminile è un cammino ben avviato. Sono stati raggiunti tanti traguardi, molti strumenti normativi sono stati introdotti che hanno costituito sicuramente, insieme alla contestuale evoluzione del costume sociale, hanno costituito comunque lo strumento per un rafforzamento dei diritti delle donne. Oggi sicuramente c'è un diverso modo di approcciarsi da parte delle donne al tema dell'emancipazione femminile.
non si punta più all'affermazione o meglio alla negazione della differenza tra universo femminile e universo maschile, anzi si è consapevoli del fatto che vi è che la donna rappresenta un'identità di genere, ecco, femminile, che rappresenta un tesoro per tutte le donne, rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Quindi vi è la consapevolezza che l'emancipazione femminile non necessariamente deve comportare la negazione della femminilità. La FIDAPA in prima linea oggi 8 marzo in un evento organizzato in collaborazione col Comune di Agrigento. Ma non soltanto la FIDAPA, ma anche le altre associazioni femminili come l'ANDE, come il Soroptimis e tante altre, perché sono le donne appunto che sono le protagoniste del futuro. Insieme si può andare avanti, ecco perché noi oggi pomeriggio vogliamo appunto portare avanti queste nostre storie, le storie di queste donne agrigentine che si sono distinte nel loro lavoro, nel loro mestiere e che tutte hanno lottato per poter proseguire e andare avanti. In occasione dell'8 marzo, contestualmente alla festa della donna, la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia d'Agrigento, Daniela Catalano, ha organizzato un incontro di riflessione su quanto accade in Ucraina. Vediamo. Parliamo di questo evento, oggi 8 marzo, un evento che vede anche la partecipazione di alcune donne ucraine. Era necessario esserci come tutti gli anni per l'8 marzo perché è ancora necessario ricordarlo. Non dico festeggiarlo perché c'è ben poco da festeggiare, questo lo posso dire per tutti i 365 giorni all'anno perché ancora i femminicidi, le difficoltà sul lavoro, la poca comprensione per le dinamiche al femminile ci testimoniano il fatto che gli altri 364 giorni non è proprio la festa della donna, men che meno in questo momento di festa non si può parlare. Volevamo abbracciare quantomeno simbolicamente perché tra l'emergenza Covid e l'emergenza guerra è davvero difficile rimanere umani, ma volevamo farci sentire vicine a tutte le donne in difficoltà partendo da Fratelli d'Italia verso le sorelle ucraine e tutte le sorelle del mondo che qui sanno di trovare sempre la porta aperta senza nessuna divisione. Noi siamo inclusivi, noi siamo con l'intenzione di creare una sorta di tavolo permanente di solidarietà nel quale Fratelli d'Italia ci sarà sempre e nel quale in questo momento siamo sorelle e fratelli di Agrigento per le sorelle ucraine e per tutti quei popoli che hanno bisogno. Abbiamo chiesto alla Caritas, alla Croce Rossa, alla Curia, a City for Kids e tante altre associazioni che in questo momento sono impegnate e sono in contatto con l'ambasciata ucraina ma anche con le ambasciate che sono nei paesi limitrofi all'Ucraina cosa potessimo fare in termini di aiuti, perché organizzare raccolte che non possono più arrivare a destinazione è qualcosa che utile non è. Quindi probabilmente più tardi ci raggiungerà un rappresentante della Croce Rossa che già telefonicamente ci ha detto che in questo momento è più utile raccogliere fondi, però siccome già arrivano donne e bambini dall'Ucraina, se c'è un aiuto concreto che ora che ci prepariamo alla seconda fase dell'emergenza possiamo dare, noi siamo qua per dire ci siamo, cosa possiamo fare. Le due testimonianze di oggi, tu hai consegnato anche dei fiori? Sì, sono due testimonianze, una in particolar modo è una ragazza che si chiama Anastasia, è arrivata 48 ore fa dall'Ucraina, l'altra ragazza, anche lei Anastasia, mi agevolano con i nomi uguali, vive qua ad Agrigento oramai da 4 anni. Tradurrà lei ovviamente l'esperienza della ragazza che è appena arrivata e che non conosce una parola della nostra lingua. Noi abbiamo consegnato simbolicamente una riproduzione del Tempio della Concordia che è la pace tra i popoli, è simbolo di pace, è sinonimo di pace ma anche simbolo, e poi un mazzo di fiori che abbiamo appositamente fatto comporre con la mimosa, che è ovviamente il simbolo delle donne, con un ramoscello d'olivo che è simbolo della pace e con un ramo di mandorlo perché sarebbe stata la festa del mandorlo in fiore. Da 3 anni non riusciamo a festeggiarla, ma è dentro di noi, i mandorli ci circondano e noi questo segnale di pace tra i popoli lo continuiamo a dare anche se i DPCM ancora ce lo impediscono. Parliamo di questa iniziativa, tu sei ucraina, oggi anche con lei. Очень быстрое интервью по поводу этой ситуации, которая в Украине. На данный момент
все по-старому, ничего не изменилось. Я сегодня только Насте говорила, что мне единственное сейчас беспокоит, это большое количество сирот. Много деток остались без родителей, родители им убили. Это тот случай, когда родители не оставляют своих детей, а во время войны их убивают. Già penso che sapete tutta la situazione aggiornata, quindi dice non lo ripeto quello che state vedendo, è così. L'unico discorso che oggi mi sono sentita con i miei amici e chi sono rimasti lì. E hanno detto che purtroppo adesso ci sono tantissimi bambini che sono rimasti senza genitori perché i genitori sono stati uccisi. E quindi ogni giorno questa cifra cresce, mi dispiace soltanto per tutti questi bambini che non sono bambini abbandonati, ma non ce l'hanno più i genitori. Il Lions Club ha fatto visita ai migranti ospitati in uno dei centri d'accoglienza agrigentini, con in mano delle mimose. Vediamo. In occasione della giornata della festa della donna dell'8 marzo, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Maria Assunta Iacona, ha incontrato le giovani donne immigrate ospiti dell'associazione Ollus, la mano di Francesco, sita ad Agrigento. È stato certamente un momento di straordinaria emozione e di condivisione, dove unitamente ai responsabili dell'associazione si è anche discusso di vita, libertà, coraggio e solidarietà, con donne vere che hanno affrontato e affrontano giornalmente con coraggio e dignità la quotidianità, che sanno apprezzare e riconoscere il valore dell'accoglienza e dell'inclusione che il nostro Paese offre. La donna del mondo al centro del mondo per una vita migliore, decorosa e priva di ogni violenza. Oggi 8 marzo ci troviamo presso l'associazione Ollus, la mano di Francesco, perché essendo la festa della donna, che ovviamente sono il simbolo del rispetto e della dignità umana riferita alla donna, siamo qua poiché il centro ospita delle donne madri, delle signore che sono fuggite dalla guerra, dal Nord Africa, con imbarcazioni di fortuna, e sono riusciti ad approdare qua, dove durante le interviste sono riuscite ad esprimere una grande gioia, perché parlano della libertà come una vita lussuosa, una vita fatta di cose belle, di azioni libere. Quando si percepisce la libertà e la si intende addirittura come bella vita, allora noi abbiamo dato un contributo a che queste donne possano realmente realizzarsi, avere un futuro concreto e potersi esprimere al meglio. La gioia che noi oggi stiamo provando nel condividere questo momento con queste donne è quella della piena, è legata strettamente alla piena solidarietà e alla voglia di ricostruire insieme un futuro, perché quando si parla di inclusione, quando si parla di integrazione, si deve partire proprio da queste relazioni di base che uniscono non solo le persone, ma addirittura i popoli. L'Accademia di Belle Arti di Agrigento, con unanime decisione del Consiglio accademico, ha deliberato l'assegnazione di 2 borse di studio da conferire a giovani artisti ucraini che desiderano studiare e laurearsi in Italia frequentando i corsi di laurea dell'Accademia di Belle Arti. L'esonero delle tasse accademiche e altre agevolazioni, dice il preside Alfredo Prado, potranno favorire l'inserimento di giovani ucraini nel tessuto sociale, culturale ed artistico italiano. A Cianciana il Rotary Club, in tandem con la sede provinciale della LILT, ha organizzato ieri 8 marzo un convegno sul tema libertà e donne. Sempre a Cianciana, in Piazza Belli, è stata inaugurata una panchina rossa contro la violenza sulle donne. A tagliare il nastro il presidente della Commissione Sanità all'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo. Arturo Cantella. Libertà e donna è il titolo di un convegno promosso nella giornata di ieri a Cianciana dal Rotary Club Bivona Montagna delle Rose Magazzolo.
in collaborazione con la LILT di Agrigento. All'incontro, che si è svolto all'auditorium del centro sociale, sono intervenuti il presidente del Rotary Club di Bivona Salvatore Acquisto, il sindaco di Cianciana Martorana, la presidente del Rotaract di Bivona Carlotta Traina, la psicoterapeuta Marilisa Cammarata, la presidente provinciale della LILT Francesca Scandagliato Noto, la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano e la presidente della Commissione della Salute dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo. Le interviste. Questo convegno Libertà e Donna è nato da un'idea che la donna deve essere libera nel manifestarsi in qualunque settore, sia nel proprio habitat che è la famiglia, sia nel mondo lavorativo, sia in politica, e che la libertà è qualcosa di indiscutibile che riguarda tutte le persone del mondo. In questo momento proprio così tragico che colpisce i paesi dell'est con la guerra tra Russia e Ucraina, vediamo che le donne sono al centro proprio di questa guerra, sia come vittime perché subiscono violenza da parte dei soldati russi, sia perché sono quelle che devono cercare di salvare i bambini attraversando migliaia di chilometri per raggiungere la salvezza. La libertà è donna, non è un semplice titolo, ma è una vera realtà. Quello che sta accadendo in Ucraina, quello a cui stiamo assistendo, mette in evidenza come tutto muove da questo concetto di libertà e di conquista della stessa. Questo di oggi a Cianciana è stato un momento di grande confronto ed è stato un momento proprio di consapevolezza della grande fortuna che l'Europa ha e quanta questa libertà è invece agognata in altre parti del mondo. Anche oggi a ricordare la giornata internazionale della donna non come punto di arrivo ma come punto di partenza, sebbene tappa di un lungo percorso di battaglie civiche che hanno coinvolto tante importantissime donne nelle tappe della storia. Oggi vogliamo ricordare con forza che il ruolo della donna è un ruolo fondamentale, ma che non è uguale al ruolo dell'uomo, che il ruolo della donna deve essere caratterizzato dalle proprie peculiarità, delle caratteristiche che la contraddistinguono nel rispetto della società e dell'alterità e della diversità. Nella giornata delle donne noi dobbiamo cercare di prendere consapevolezza dell'importanza di prendersi cura del proprio corpo e di prendersi cura soprattutto della salute. Noi donne siamo mamme e quindi siamo mogli e molto spesso ci trascuriamo, non pensiamo a noi stessi, pensiamo soltanto a tutto ciò che ci circonda, alla nostra famiglia, invece dobbiamo pensare anche a noi stessi. È stato un piacere innanzitutto partecipare all'iniziativa perché l'abbiamo fatto veramente con il cuore. Come dicevo, come detto durante il convegno, penso che noi giovani siamo un po' più avanti, nel senso che abbiamo forse capito qual è effettivamente il senso di equità e di parità di genere e mi auguro che chi ci seguirà possa capirlo ancora meglio. E questo è un simbolo in un luogo dove i ragazzi si aggregano per stare insieme. Nello stare insieme devono al primo posto mettere il rispetto per l'altro e poi ovviamente il rispetto per la donna. Ecco, quindi questo momento per Cianciana, ma credo per tutte quelle comunità dove si fa, questo non è una prassi, ma è un momento di consapevolezza, è un momento che invita i giovani ad una riflessione e a dire che l'altro va rispettato sempre e comunque. Ci siamo riuniti oggi pomeriggio, per benedire la panchina rossa. Spero che non saremo rossi di vergogna perché continueremo a maltrattare le donne. Spero invece che possa essersi un rosso di giusta reazione, di irascibilità a favore della donna e per una società in cui la donna abbia non riconosciuto, ma sia in grado di far riconoscere le proprie capacità. E con la Madonna saluto tutte le donne, salve portatrice di misteri che impongono silenzio. Viva le donne, viva la Madonna!
L'interrogativo che oggi tutti si pongono è: ma la guerra in Ucraina sbloccherà dopo anni l'iter per il rigassificatore di Porto Empedocle? Enel avvierà i cantieri, il progetto è ancora vivo, interrogativi ad oggi irrisolti, mentre il fronte dei contrari incassa un nuovo nome, quello di Paolo Cilona. Vediamo. Dottore Cilona, lei ha espresso categoricamente il suo no a un'ipotesi del rigassificatore. Intanto stiamo vedendo che in un momento di grandissima emergenza anche i network nazionali danno la possibilità che il rigassificatore a Porto Empedocle si faccia. Innanzitutto il rigassificatore non è subito immediato per dare gas, quindi dovranno passare decine di anni e quindi non c'è l'urgenza che all'indomani noi potremmo approvvigionarci del gas. Quello che io non capisco è che ci sono due condotte che arrivano in Sicilia, una a Castelvetrano, Mazzara del Vallo, e un'altra nella parte della Sicilia orientale. La Sicilia non ha bisogno di gas, anche perché c'ha una località che si chiama Gagliano Castelferrato in provincia di Enna, che ha milioni di metri cubi di gas da poter dare alla Sicilia. Il problema del gas serve soprattutto per le industrie del nord, quindi il rigassificatore deve andare al nord. Poi un'altra cosa, il futuro di questa città di Agrigento, di questa millenaria città, la più bella città dei mortali, trova la sua fonte nel turismo e nella cultura. Abbiamo la Scala dei Turchi, abbiamo il mare, abbiamo la Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità. Questo è l'impegno che la classe politica e governativa debba fare di questo luogo, cioè rendere un luogo appetibile dal punto di vista del turismo. E allora cosa chiediamo noi? Le infrastrutture, soprattutto l'aeroporto. Invece che cosa è? I poteri forti vogliono mettere il rigassificatore fregandosi del luogo. Questa spiaggia è una delle poche integre, non siamo qui a Milazzo o a Priolo o a Gela che tanto danno hanno arrecato le industrie del nord. Noi vogliamo vivere di turismo e soprattutto di promozione, che vengano qui a dirci se il luogo è il sito idoneo perché possa nascere un rigassificatore. È veramente delittuoso il tentativo da parte di chi sul piano del potere economico vuole incidere sul territorio agrigentino. Meno di 3 mesi al voto in provincia di Agrigento, 10 comuni andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglieri. Alcuni sindaci hanno già chiesto ai propri elettori di essere riconfermati. Francesco Milano. Sono 10 i comuni agrigentini chiamati alle urne. Si voterà tra il 22 e il 29 maggio. I cittadini sceglieranno i sindaci di Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belice, Palma di Montechiaro, Sciacca e Villafranca Sicula. Numerosi sindaci uscenti che concorreranno per un secondo mandato. Ad Aragona Giuseppe Pendolino ha annunciato la sua ricandidatura. Contro di lui l'ex presidente del Consiglio provinciale Raimondo Buscemi, che ha affermato di voler concorrere per la fascia di primo cittadino. Anche a Cattolica Eraclea si va verso la possibilità del secondo mandato di Santo Borsellino. A sfidarlo dovrebbe esserci Giuseppe Termine, già sindaco ed ex commissario della Camera di Commercio di Agrigento. Anche Stefano Castellino ha già più volte annunciato la sua ricandidatura a Palma di Montechiaro, incassando il sostegno delle liste civiche Corri Palma e Palma in Movimento. Stessa storia per i comuni di Lampedusa e Linosa e Bivona, rispettivamente guidati da Salvatore Martello e Milko Cinà, che hanno in progetto di continuare a ricoprire la loro carica. A Sciacca il sindaco uscente, Francesca Valenti, non si è ancora pronunciata su un eventuale raddoppio del proprio mandato. Ha invece presentato la sua candidatura Ignazio Messina, già primo cittadino di Sciacca, oggi segretario nazionale di Italia dei Valori, che vuole tornare ad amministrare la città. Un'ulteriore certezza riguarda l'impossibilità per il sindaco di Santa Margherita Belice, Francesco Valenti, e per quello di Campobello di Licata, Giovanni Picone, di concorrere per un terzo mandato. Nei mesi scorsi era stata avanzata la proposta di poter rieleggere nei comuni con meno di 15.000 abitanti lo stesso primo cittadino per una terza volta. Il disegno di legge è stato però accantonato e verrà ridiscusso non prima del 2023. Sfuma dunque la speranza per diversi sindaci uscenti siciliani di vedere approvata la legge in tempo per le amministrative di primavera. Il mega concorso bandito dalla Regione rischia di trasformarsi in un flop. Un ricorso al TAR chiede di annullarlo. C'è il servizio.
Rischia lo stop il concorsone alla Regione per 1.170 posti con 194.000 candidati. Il Cobas Codir ha presentato un ricorso al TAR Sicilia chiedendo l'annullamento dei bandi di concorso pubblicati dalla Regione siciliana nel dicembre 2021 e rettificati nel gennaio 2022. Dopo le tante fumate nere nelle contrattazioni con l'assessorato regionale alla funzione pubblica, il sindacato più rappresentativo dei dipendenti regionali deposita così il ricorso al TAR di Palermo per chiedere l'annullamento. La polemica nasce da un errore materiale della Regione. Alla vigilia di Natale, nella foga degli annunci da campagna elettorale, la giunta di Nello Musumeci celebrò in pompa magna il ritorno dopo 30 anni dei concorsi alla Regione e pochi giorni dopo il bando fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Peccato però che quel bando contenesse una norma illegittima. La corsia preferenziale per i dipendenti regionali già in servizio, che in questo modo potevano partecipare alla selezione per ottenere una promozione e dunque uno scatto di stipendio. All'inizio dell'anno fu lo stesso Cobas Codir a notare l'errore. Quella corsia preferenziale faceva leva su una norma abolita in estate. Così scattò la corsa contro il tempo per correggere l'errore. A pochi giorni dalla scadenza, inizialmente fissata per gennaio, il bando fu riaperto e i regionali furono esclusi. Molti di loro però avevano già presentato domanda. Il problema più grande però riguarda la progressione di carriera. Le promozioni infatti da 20 anni non sono possibili in altro modo. Dopo l'errore è stato creato un tavolo di trattative all'assessorato per risolvere il problema, ma finora nessun risultato è stato raggiunto. Appare necessario tutelare le legittime aspettative di progressione di carriera del personale dipendente della Regione siciliana, annota il Cobas Codir, e al contempo consentire il necessario ricambio generazionale all'interno dell'amministrazione. Il governo regionale fino ad oggi ha ritenuto di mortificare i propri dipendenti. I concorsi banditi dalla Regione vanno avanti, ribatte l'assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto. Per quanto riguarda la riclassificazione del personale già in servizio, abbiamo già stanziato delle risorse e le stiamo integrando con ulteriori fondi. Il ricorso rischia di bloccare il terzo più ambito concorso della storia. I candidati sono infatti 194.077 per 1.170 posti. Il Cobas Codir però lascia ancora una porta aperta alla trattativa. Ritirare il ricorso se venisse soddisfatta la richiesta di fondi aggiuntivi per le promozioni. Il margine di manovra però adesso è strettissimo. Covid, si va verso la proroga dei contratti sottoscritti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Alla Sicilia resta il primato sui contagi. Francesco Milano. La Sicilia sale al primo posto per contagi in Italia. Il bollettino diramato ieri dall'assessorato regionale alla salute registra 7.049 nuovi casi sull'isola, con un tasso di positività che sale dal 13,6 al 17,8%. Diminuiscono tuttavia i ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Le vittime sono state 35. E un altro triste primato siciliano legato alla diffusione del virus riguarda le mura scolastiche. La Sicilia mantiene la sua posizione in testa alla classifica per alunni positivi. Anche se sull'isola si registra un calo dei contagi tra i ragazzi e i bambini che frequentano le scuole, è più lento se paragonato all'andamento su tutto il territorio nazionale. Una situazione che ha delle inevitabili conseguenze anche sulla didattica. La Sicilia è infatti l'unica regione che ha una percentuale di classi in didattica digitale integrata superiore al 10%. In Campania e Lazio, che hanno più alunni rispetto alla Sicilia, la percentuale è rispettivamente del 4,7% e del 5,8%. La situazione sanitaria sull'isola, complice probabilmente le imminenti elezioni regionali, ha spinto la Commissione Sanità dell'Ars a pronunciarsi sulla proroga dei contratti del personale medico, sanitario e amministrativo, che in questi mesi si è dedicato a contrastare la diffusione del virus attraverso tracciamento dei positivi, screening tramite tamponi e somministrazione di vaccini. L'assessore alla salute Ruggero Razza ha affermato che entro metà marzo la giunta regionale adotterà un provvedimento per la proroga dei contratti. La decisione, che non potrà essere presa se non dopo un nuovo confronto con la Commissione e sulla base delle indicazioni venute dalla Conferenza Stato-Regioni, interesserebbe circa 9.000 persone in Sicilia.
Abbiamo in qualche modo rispettato quello che noi avevamo già preannunciato, ovvero la costituzione di un comitato tecnico-scientifico e un comitato etico. È stato effettivamente un battesimo alla presenza dell'assessore regionale alla salute. Ci stiamo dando un'autoregolamentazione in un'ottica e una prospettiva anche nuova. Il comitato tecnico-scientifico, peraltro presieduto dal dottore professore Gaspare Culotta, un luminare. Il comitato etico abbiamo affidato il compito di presiederlo all'arcivescovo Monsignor Marciante, con la presenza anche del presidente regionale di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese. Insieme abbiamo costruito questo percorso nell'arco di un paio di mesi. Molti professionisti, dall'area manageriale all'area scientifica all'area amministrativa, certamente collaboreranno in maniera attiva nella redazione degli elaborati, anche in prospettiva di proposte che possono diventare proposte legislative in Assemblea regionale siciliana, ma anche proposte eventualmente progettuali che certamente rappresenteremo l'assessorato regionale alla salute. Ci sono delle criticità che dobbiamo certamente ancora risolvere nel settore e lo faremo sia a livello regionale e a livello nazionale. A tal proposito, insieme al mio vicepresidente vicario Pietro Scozzari, stiamo lavorando anche ad un ragionamento di una struttura che sia una struttura nazionale, che è una grossissima ambizione la nostra, ma è comunque ci registriamo un vuoto nel sociosanitario a livello nazionale che vorremmo in qualche modo riempire, così come abbiamo fatto a livello regionale. Io stesso mi chiedevo, e qualcuno mi potrebbe chiedere, ma cosa ci vuole fare un comitato tecnico-scientifico in Confindustria? Io sono orgoglioso di essere siciliano, sono fermamente convinto che per la crescita della nostra Sicilia ci vuole il mio impegno come chirurgo, ci vuole il mio impegno come formatore e professore universitario, ci vuole il mio impegno nel sociale, far comprendere anche a Confindustria che l'ha ideato questo comitato tecnico-scientifico, la quale Confindustria con molta umiltà dice: io ho una capacità tecnica e imprenditoriale, però ho bisogno di specialisti del settore che mi individuano problemi, che mi sviluppino tematiche, che mi facciano dei progetti che mi consentano di chiedere al governo centrale, al governo regionale di realizzare delle cose che siano veramente utili, perché la sanità, al di là dei profitti, ci possono essere in Confindustria, giustamente gli industriali devono fare profitto, in sanità è un comparto particolare, al centro c'è l'uomo, c'è l'individuo che soffre, che ha grandi difficoltà, e accanto all'individuo che soffre c'è una famiglia accanto a lui che soffre, che quando un paziente sta male è tutta la famiglia che sta male. È una situazione economica alla quale versa la Sicilia, quindi trovare un grande impulso, un grande orgoglio di riscatto in sanità, che sono fermamente convinto che lo sviluppo di un popolo si misura per il grado scolastico che raggiunge in quella regione, per l'assistenza sanitaria che quella regione offre. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Circa 5 milioni di euro saranno stanziati per la gestione dell'emergenza gas tossici a Vulcano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Circa le emissioni del gas all'isola di Vulcano si è insediato il comitato con a capo il presidente della regione Musumeci. Il comitato prevede il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, chiamato ad attuare gli interventi di prevenzione e monitoraggio dei gas nocivi presso l'isola delle Eolie. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, in qualità di commissario delegato, ha convocato nella prefettura di Messina nella giornata di ieri i componenti dell'organismo. Il comitato è insediato e adesso si opera con una certa celerità. Il capo della protezione civile regionale ha illustrato quali sono gli interventi per il piano, quindi per la previsione, la prevenzione e la gestione dell'emergenza, una spesa di circa 5 milioni di euro, sono interventi essenziali. Ogni iniziativa sarà supportata da una campagna di informazione sia per la popolazione locale sia per i turisti. Dal mondo scientifico apprendiamo che i valori sono stabili, quelli intercettati naturalmente dai sensori,
e in alcuni casi anche in lieve flessione. Rimane interdetta la zona sommitale del vulcano, rimane interdetta e esposta la spiaggia di Levante, dove l'attività dei fumaroli è ancora particolarmente intensa. Ci aggiorneremo fra qualche settimana, a meno che non ci sia necessità di farlo in qualunque ora naturalmente, proprio per verificare la macchina e le cose avviate, le cose fatte e quelle che rimarrebbero ancora da fare. Il nostro interesse è quello di consentire che la stagione turistica possa svolgersi nella sua ordinarietà, ma non possiamo sottovalutare quello che il mondo scientifico ci dice, cioè che bisogna restare in allerta anche se il fenomeno non ha destato e non desta da qualche mese particolari preoccupazioni. Un corso promosso dal Comune di Realmonte, realizzato in collaborazione con l'Istituto Scolastico La Croce Rossa di Agrigento, 3 giornate informative sotto la guida della dottoressa Simona Fiorino, che ha illustrato ai bambini, tramite una lezione frontale teorica di stazione addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, dalle principali manovre salvavita. Al termine è stato rilasciato un apposito attestato di formazione. Presente alla lezione anche il sindaco del comune di Realmonte Sabrina Lattuca, l'assessore alla salute Rosalia Anastasi. Durante la mattinata un minuto di accoglimento è stato fatto per le vittime del conflitto in Ucraina e in seguito il sindaco Lattuca, anche in occasione della coincidenza con la festa delle donne 8 marzo, è stato consegnato un mazzetto di mimose alla dirigente scolastica Fazia, alle docenti, alle alunni presenti, insomma un gesto simbolico verso le donne ucraine in segno di speranza e di solidarietà. Siamo molto soddisfatti dell'attività che si sta svolgendo stamattina presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Si continua a fare squadra. Innanzitutto stamattina i ragazzi hanno osservato un minuto di silenzio in segno di solidarietà per il popolo ucraino. Oggi è anche un giorno particolare, la festa delle donne. L'amministrazione comunale ha voluto donare un pensiero, una mimosa a ciascuna docente, alla dirigente scolastica, alle ragazze dell'intero istituto comprensivo e soprattutto questa mimosa dal punto di vista virtuale e anche per questo il minuto di silenzio deve andare alla popolazione ucraina che è trafitta in questo momento dal conflitto armato. Il Comune, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con l'Istituto Comprensivo Garibaldi, ha promosso un corso, la disostruzione delle vie aeree. Questo corso tende a spiegare ai ragazzi quali sono le tecniche per agire tempestivamente e chiamare soccorsi. Si inserisce questa attività in una serie di attività che vengono programmate ogni anno con la parrocchia, con la scuola, insomma con le istituzioni presenti sul territorio di Realmonte, la Caritas parrocchiale e diocesana. Oggi è una giornata estremamente importante perché i ragazzi partecipano ad un corso di formazione sulle disostruzioni delle vie aeree assieme a un'esperta che spiegherà loro cosa fare in caso di necessità. Il corso è stato fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale in collaborazione con la scuola. Questo perché scuola e comune, quindi amministrazione e enti locali, tengono moltissimo alla formazione e alla costruzione di competenze da utilizzare soprattutto nel sociale dei nostri alunni. Molto importante per conoscere le manovre salvavita. Per questo l'amministrazione comunale ha voluto promuovere questa giornata di lezione con tutti i ragazzi della scuola media. Alla fine di questa giornata i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione. Cinisi non si ferma alla querela legata all'immobile di proprietà della famiglia Badalamenti, finito per errore in un decreto di confisca e affidato dal sindaco di Cinisi Gian Giacomo Palazzolo all'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. C'è il servizio. Avvocato a telecamere spente mi diceva che in Italia non ci sono sentenze che si accettano, ma sentenze che piacciono. Assolutamente sì, perché io mi rendo conto che la vicenda del signor Leonardo Badalamenti è una vicenda che ovviamente irrita le coscienze civili, se non altro perché ha figlio appunto del noto Tano Badalamenti. Vi è una sentenza della Corte di Assise di Palermo che
ha ritenuto la illegittimità della confisca a suo tempo ordinata dalla stessa Corte di Assise. Sulla scorta di questo provvedimento, che io non credo possa suscitare margini di valutazione perché è chiarissimo, si è sollevata un coro di proteste in ragione della inopportunità, secondo il sindaco di Cinisi, l'avvocato Palazzolo, dell'inopportunità di restituire un bene che è appartenuto appunto alla famiglia di Tano Badalamenti. Per questo dico, in Italia probabilmente piuttosto che dire rispettiamo le sentenze, dovremmo dire rispettiamo soltanto le sentenze che ci piacciono, e quindi saremmo meno ipocriti rispetto a questo approccio culturale. Da qui in avanti il suo assistito diventerà proprietario nuovamente del bene che gli era stato tolto? Il mio assistito è proprietario di quel bene. Quel provvedimento della Corte di Assise di Palermo non è stato impugnato dal procuratore della Repubblica di Palermo proprio perché è ritenuto assolutamente legittimo. Siccome vi è stato a monte un errore nella confisca di quel casolare che il comune di Cinisi ha appunto ristrutturato, quel bene appartiene legalmente al signor Leonardo Badalamenti. Io ho sentito un'intervista alla RAI resa dal sindaco di Cinisi che adombrava l'ipotesi di sostituire al bene un indennizzo. Credo che questo non si possa fare. La tesi del sindaco di Cinisi vale per la confisca di prevenzione. Nel nostro caso siamo di fronte a una confisca pronunciata in un procedimento penale rispetto al quale, laddove la confisca è errata, il bene va restituito al suo legittimo proprietario. Peraltro debbo aggiungere, noi abbiamo chiesto alla Corte di Assise la restituzione di tutti i beni confiscati al signor Gaetano Badalamenti, sulla scorta del fatto che Badalamenti Gaetano non è stato mai condannato in Italia. Lo stesso infatti morì nel 2004, ancor prima che il processo potesse avere inizio. Siccome la confisca applicata da quella Corte di Assise era una confisca di natura sanzionatoria, quindi annessa a una sentenza di condanna, in mancanza della quale quella confisca è illegittima. La Corte ha respinto questa nostra istanza, ma al momento pende un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, rispetto al quale io sono abbondantemente fiducioso e ottimista. Speranza per il comune di Cinisi di tornare a questo bene? Soltanto una possibilità, a mio sommesso parere, quello di espropriare il bene per pubblica utilità. Il sindaco di Cinisi ha assegnato quel casolare ristrutturato alla fondazione di Peppino Impostato soltanto successivamente all'emissione dell'ordinanza della Corte di Assise di Palermo che ordinava la restituzione del bene. Anche questo argomento credo che il sindaco non lo possa assolutamente utilizzare. Il bene, quando è stato restituito, non era stato assegnato ad alcuno, ragion per cui l'assunzione che fa il sindaco e anche il presidente della fondazione Giovanni Impastato, peraltro, non è coerente con il dato fattuale. Quindi io credo che questo bene debba essere restituito. Se il comune ovviamente ha speso dei soldi per la ristrutturazione, avrà un diritto alla restituzione per l'arricchimento che di fatto ha recato a questo bene, ma il bene appartiene legalmente a Leonardo Badalamenti. Poi il provvedimento potrà piacere o meno, ma finché siamo in uno stato di diritto le sentenze si debbono applicare. Il 9 marzo 1979 l'omicidio di Michele Reina, il primo politico ucciso dalla mafia, era segretario provinciale della DC. Vediamo. L'omicidio di Michele Reina ci ricorda certamente una delle pagine più buie e tragiche della storia di Palermo e della Sicilia tutta. Ci ricorda che lui fu un esempio di vita e di visione, che sacrificò la propria vita per combattere la logica di connivenza tra politica e criminalità mafiosa e senza mai piegarsi alle pressioni che volevano impedire il rinnovamento politico della Sicilia, quel dialogo fra culture, politiche. È il 9 marzo del 1979 Michele Reina, 47 anni. Da 3 è segretario provinciale della Democrazia Cristiana. È un venerdì, sono le 22:20 quando il politico sta per accomodarsi nella sua Alfetta 2000 con la moglie Marina di 35 anni e una coppia di amici, Mario Leto, ex direttore amministrativo della più grande casa vinicola siciliana, la Corvo, 43 anni, amico di infanzia, e la
moglie. Siamo in via Principe di Paternò. Raina ha da poco lasciato la casa di un amico dove ha cenato. All'improvviso una ritmo grigia affianca l'Alfetta. Scendono due giovani a volto scoperto mentre un complice rimane al volante e appena scattato l'agguato il comando inizia a sparare a raffica da distanza ravvicinata. 3 colpi secchi di calibro 38, Raina viene fulminato all'istante e colpito al collo, alla testa, al torace. Mario Leto, ferito a una gamba, estrae la pistola che portava con sé, una Colt 38 Special con pallottole imbottite e doppio caricatore. Malgrado violente fitte di dolore, si lancia in strada sparando contro i sicari. Non abbiamo più capito niente, racconta Leto ai cronisti. Uno dei 2 killer mentre sparava ghignava così tanto ammesso che m'è parso ridesse. La Fiat Ritmo sgomma lontano, l'auto risulterà rubata poche ore prima. La targa applicata appartiene a una Fiat 128 anch'essa rubata intorno alle 19 del giorno stesso del delitto. A questo punto si intrecciano 2 piste. C'è chi pensa sia terrorismo perché siamo pur sempre negli anni 70 e chi invece punta sulla matrice mafiosa perché siamo pur sempre a Palermo. Prima di mezzanotte in realtà l'omicidio viene rivendicato con una telefonata anonima al centralino del Giornale di Sicilia. Al di là della cornetta una voce afferma: abbiamo giustiziato il mafioso Michele Raina. Il delitto è firmato a nome di Prima Linea, in quel periodo uno dei gruppi armati più attivi del terrorismo rosso. La mattina seguente invece una seconda telefonata, questa volta al centralino dell'Ora, dice più o meno così: faremo una strage se non sarà scarcerato il capo delle Brigate Rosse, Renato Curcio. Chi chiama sostiene di parlare a nome delle Brigate Rosse, ma gli inquirenti non credono alla pista terroristica. Infatti, giorni dopo, da Prima Linea sottolineano la totale estraneità all'omicidio. Nel 1984 Buscetta si pente e rivela: anche l'onorevole Raina è stato ucciso su mandato di Salvatore Riina. Nel 1992 si apre il processo per i cosiddetti omicidi politici e tra questi c'è anche quello di Michele. Nell'aprile del 1999, dopo i primi 2 gradi di giudizio, il processo è approdato in Cassazione, dove sono state confermate sia l'impianto accusatorio che le pene erogate. Con Salvatore Riina sono stati condannati al carcere a vita Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia e Antonino Geraci. I giudici istruttori nell'ordinanza scriveranno: eletto segretario provinciale della Democrazia Cristiana nell'anno del 76, Raina era stato uno dei principali fautori e sostenitori della costituzione della nuova maggioranza interna alla DC. Dopo la sua elezione aveva contribuito insieme a Rosario Nicoletti, allora segretario regionale, alla formazione della giunta Scoma che rappresentava il primo momento di attuazione della politica di apertura alle sinistre. La fattiva dinamicità della Raina, alla cui base vi era forse anche una personale pragmatica aspirazione ad accrescere il proprio personale peso politico, determinò una sua progressiva sovraesposizione. Giovani tenori e soprani al Teatro Pirandello di Agrigento, premiata anche una giovane originaria dell'Ucraina. Vediamo. Cina, Spagna, Corea, Polonia, Giappone, Ucraina, Georgia, Italia, cantanti lirici provenienti da tutti i paesi del mondo hanno partecipato alla prima edizione del concorso internazionale Cantanti Lirici Gino Marinuzzi, organizzato dal Sicilia Classica Festival. A essere premiata alla finale che si è svolta ad Agrigento al Teatro Pirandello anche una giovane originaria dell'Ucraina che vive a Ferrara, Yulia Merkendova Restivo, il soprano scelta ex aequo con la collega sarda Claudia Urru per il ruolo dell'opera di Violetta della Traviata di Verdi. Ha detto che utilizzerà parte dei proventi del suo lavoro per aiutare il mio paese e i miei cari. Tra gli oltre 130 partecipanti al concorso selezionati per la sezione in ruolo d'opera. Il concorso è stato realizzato grazie al supporto dei comuni di Agrigento e di Terrasini, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi, del Museo Daumale, Museo Regionale di Terrasini. A coordinare il tutto è stato il direttore artistico Nuccio Anselmo.
Sicuramente sono molto felice, anche perché dopo 2 anni di pandemia e di stop per noi giovani è stato senza dubbio molto difficile ricominciare la nostra attività, e quindi sicuramente utilizzerò questi soldi comunque per continuare a studiare, viaggiare e cercare sempre nuove opportunità. Beh, io intanto ringrazio Sicilia Classica Festival per aver scelto tra le tante possibilità di fare questo evento l'amico Nuccio Anselmo, con il quale già collaboriamo da diverso tempo per la realizzazione di eventi importanti di un determinato calibro. Chiaramente oggi ospitare questa gara che accompagnerà chiaramente dei soggetti a partecipare a questo festival di taratura internazionale è un grandissimo pregio per la nostra città di Agrigento e per il Teatro Pirandello, che ci vede ospiti appunto di questo evento. È chiaro che per noi la disponibilità del teatro, la disponibilità della nostra città è anche un momento di promozione sia del territorio nostro, ma principalmente della cultura e anche della cultura della musica. Oggi ci ritroviamo dopo i 2 anni di pandemia finalmente con i teatri pieni, ed è una gioia per chi ha mancato a questi appuntamenti vedere appunto la gente tornare a teatro frequentemente e quindi poter godere di tutta l'arte, di tutta la cultura di cui abbiamo tanto bisogno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.